buonasera, buon sabato, ben ritrovati con La Finestra. Siamo qui a tenervi compagnia anche questo sabato e il meteo insomma promette bene. Abbiamo avuto tanta pioggia, adesso speriamo insomma che davvero l'estate sia alle porte. E allora oggi di che cosa vogliamo parlare? Questa sera ci concentriamo su una questione che riguarda tutti noi, ma quanti soldi abbiamo in portafoglio e quanti possiamo spenderne, ma soprattutto dove li spendiamo. Ci stiamo americanizzando, cioè viviamo un po' più sul debito, stiamo andando incontro ad una società insomma che prima era tutta, come dicono a Milano, sparagnina, metteva la palanchina in banca e adesso invece che cosa fa? Non fa altro che aprire debiti con tante piccole società di mutuo, perché tutti abbiamo il grande televisore in casa, vogliamo il cellulare di ultimo modello, e però questa società dove può andare? A rispondere a tutte queste domande i nostri ospiti questa sera. Il piacere di avere in studio con noi Emilio Viafora, segretario della Filcams CGIL del Veneto, benvenuto. Buonasera. Il piacere di ospitare in studio con noi Massimiliano Pellizzari, presidente dell'Associazione Commercianti del Centro, benvenuto, di Padova. Grazie, buonasera. Il piacere di ospitare in studio con noi Paola Goisis, prima il Veneto, benvenuta. Ribadiamo sempre che le donne sono benvenute perché ce ne sono sempre poche, guardate qua, i fatti parlano. Il piacere di ospitare in studio con noi Diego Crivellari, deputato del Partito Democratico, benvenuto. Buonasera. E il piacere di avere in studio con noi Gianfranco Bardelle, presidente del CONI del Veneto, benvenuto. Buonasera. E allora, qual è la situazione? È una situazione in cui il PIL stenta a decollare, stime continuamente riviste al rialzo, al ribasso, dipende un po' dall'andamento della giornata. Sta di fatto che nonostante tutto e che ci sia quindi questa piccola ripresa, ci sono i dati che parlano. 627.000 negozi sfitti in Italia, 1 su 4, in alcune zone di periferia addirittura si arriva alla chiusura del 40% delle attività commerciali. Sono sparite, pensate l'anno scorso, 30 imprese commerciali al giorno e qui le problematiche sono tante. Allora, darei a qualcuno che tutti i giorni tira su la saracinesca, entra in negozio e aspetta i suoi clienti. Pellizzari. Lei ha fatto la descrizione di ciò che avviene tutti i giorni, non solo ovviamente nel nostro territorio ma in tutto il paese. Si vive ovviamente in un periodo veramente difficile dove, lo voglio ricordare, le partite IVA dovrebbero essere incentivate, dovrebbero essere agevolate. Oggi chi decide di aprire un'attività è un eroe perché è ovviamente vessato da 1000 balzelli, da 1000 difficoltà e quindi voglio dire tutti i giorni cerca di come dire, sopravvivere. È evidente che bisogna cambiare marcia, bisogna dare una scossa che purtroppo non vediamo e quindi a livello ovviamente nazionale bisognerebbe sicuramente rivedere la pressione fiscale al ribasso. Voglio ricordare che anche il nostro paese IVA, no? Anche qualche punto di IVA, invece di aumentarlo pressione come fiscale, cioè abbiamo l'IVA al 22%, abbiamo una pressione fiscale che ovviamente messa tutta insieme arriva a rasentare la follia perché siamo attorno al 70% di imposizione fiscale, cioè noi dobbiamo renderci conto che in questo modo non riusciremo mai a fare impresa e lo stiamo verificando, lo stiamo vedendo andando ovviamente in giro per le aziende, cioè si fa fatica, non dico ad investire, ma si fa fatica a pagare le ricevute bancarie, si fa fatica a pagare l'affitto, si fa fatica a pagare i dipendenti e non vediamo, anche se qualcuno tende a propinarcelo, a farcelo credere, non vediamo una concreta, una reale ripresa, ma soprattutto ciò che ci spaventa è che non vediamo nemmeno le misure diciamo, idonee a far sì che l'economia appunto possa riprendere. Tante promesse, ma qui effettivamente se la pressione fiscale, ribadisco, è a livelli diciamo inaccettabili, perché sono inaccettabili, sono a livelli di rapina, non ci sarà mai la possibilità
di fare impresa in maniera serena e quindi non ci sarà mai la possibilità per il nostro Paese di svilupparsi come dovrebbe farlo. E allora la propensione al risparmio degli italiani è stimata ad 8,3% sui punti percentuali della propensione al risparmio e questo è un dato importante. Dal 2007 al 2014 il potere d'acquisto degli italiani è diminuito di 12 punti. Per poter recuperare e ritornare ai bei tempi ci vorranno, secondo le stime anche della CGIA di Mestre, 15 anni, perché la contrazione dei consumi ha eroso ben 80 miliardi di euro. E allora tutti questi negozi aperti a qualunque ora del giorno, licenze su licenze che vengono concesse, 1000 parrucchieri sulla stessa strada, 1000 estetiste piuttosto che panettieri. E allora via fora, è stata una soluzione dire pompiamo il commercio, siamo in crisi, l'Europa ci dice che dobbiamo fare molti sacrifici e Monti cosa ha detto? Ma sì, apriamo tutto a qualunque ora del giorno, facciamo e seguiamo un po' il modello americano. Sarà che troppi ministri del suo governo avevano studiato negli Stati Uniti? Ma no, tra l'altro è un modello che è in crisi anche negli Stati Uniti. Cioè noi arriviamo in ritardo, diciamo, rispetto a un modello organizzativo dei servizi e del commercio quando già era superato. Ma che è il fenomeno che è la combinazione di tanti fenomeni però, che chiamano in causa sia le politiche nazionali che quelle regionali e quelle locali. Mi spiego meglio. Com'è possibile immaginare che una proliferazione di centri commerciali, come dire, senza nessuna disciplina organica, in una fase di contrazione dei consumi possa determinare una crescita? Com'è possibile immaginare che un allungamento smodato, compreso le domeniche, i sabati, le notti, perché adesso Primo si maggio, teorizza, Pasqua, Pasquetta, sì, vabbè, ma Stefano, si Natale. teorizza anche l'H24, no? L'apertura notturna, che aumentano naturalmente i costi di gestione, perché devi mantenere aperto, eccetera. Nel mentre diminuisce che cosa? Il consumo dei cittadini, che non è solo un dato reale, è anche un dato psicologico, perché è cambiata. Noi abbiamo fatto fare uno studio specifico nazionalmente da una società non nostra, terza e europea, che ci ha spiegato che cosa? Che la crisi ha modificato i comportamenti, cioè oramai nessuno fa più le scorte, perché la gente è molto più eculata, c'è una selettività nei consumi, si consuma l'indispensabile, perché nella crisi si consuma l'indispensabile, naturalmente si abbassa il valore del carrello e anche la qualità via fuori, perché negli ultimi anni la qualità del cibo degli italiani è peggiorata, la qualità che mettiamo sui nostri carrelli è peggiorata. No, su questo ci sono, come si chiama? C'è una bella differenziazione che è determinata da questo. Abbiamo una polarizzazione. Naturalmente sui consumi di base, quelli standard, penso alla pasta, penso a robe di questo genere. Naturalmente io vado, o alcuni generi, crescono per esempio tutti quanti i discount. Va bene. Quando ho le bisogno dico subito di avere... che c'è stato via fuori un'apertura di 1000 discount in più negli ultimi 6 anni, in Italia in totale sono circa 4500. Infatti la più grande azienda che tira è Lidl, che riesce ad avere... dire tutte le marche, poi non mi metto in difficoltà che poi anch'io sono sottoposta all'ordine che poi viene a bacchettare. Vabbè, insomma, no, facevo un ragionamento soltanto di tipo, lo sanno benissimo perché ci incontriamo permanentemente con le associazioni. Naturalmente chi invece ha bisogno di un prodotto più, come dire, accompagnato, più sofisticato, naturalmente va dal piccolo esercizio. Guardi che anche le grandi catene nazionali sono in crisi nell'ipermercato, mentre mantengono solo grazie ai piccoli negozi di quadratura limitata e al vecchio supermercato, perché le persone oramai vanno anche rassicurate. Gli bisogna presentargli un prodotto, c'è tutta quanta, come dire, un rapporto anche di socialità nel consumo. Dipende da quanti soldi hai sempre in tasca via fuori, perché se comunque io sono un pensionato che prendo 500 euro, anche se vado dal cosiddetto casolino sotto casa, è chiaro che se ho quello budget da spendere, anche se c'è il prosciutto da 35 euro al chilo, non me lo posso permettere. Sto dicendo che tra l'altro oggi veniva fuori proprio un'indagine che è diminuito il salario delle persone, le disponibilità economiche delle persone.
diminuisce sempre di più e naturalmente questo non si traduce. Poi c'è un altro dato che bisogna considerare. In economia molto conta la propensione delle persone a guardare con fiducia al futuro. Siccome non si vede un futuro positivo, le persone tendono, come dire, anche quelle che avrebbero qualche possibilità di spendere, tendono a contrarre la capacità di spesa. E terzo fattore importante, è diminuita la base occupazionale complessiva. Ma questo non è vero, perché i dati del governo Renzi, no, negli ultimi mesi, insomma, il Jobs Act ha... No, guardi, allora noi dobbiamo dire, ci sono 3 indicatori. Il tasso di disoccupazione che misura quelli che sono disoccupati. Poi ci sono il tasso delle ore lavorate, perché quello che conta non è quante persone lavorano, quante ore si lavorano complessivamente. Il tasso delle ore lavorate in Italia sostanzialmente fermo, nonostante le misure assunte dal governo, che noi abbiamo criticato, ma che al di là della nostra critica rimangono quei dati. Dunque complessivamente c'è una contrazione della ricchezza, tant'è che il prodotto interno lordo non cresce. Cosa bisognerebbe fare? Bisogna agire una serie di strumenti, a mio avviso, che riguardano appunto il governo centrale, ma non solo il governo centrale. Allora, via fuori, io devo andare in pubblicità, però il governo centrale si sta molto impegnando, perché comunque tutti i giorni ha incontrato anche i sindacati, anche sulla questione delle pensioni, su questi 80 euro, i giovani, la natalità, insomma ci sono tante cose da dire. Per quanto riguarda poi la qualità, non è soltanto il fatto che la pasta costi 60 centesimi o che il biscotto costi 1 centesimo, dipende se c'è o no l'olio di palma, dipende o no se c'è l'olio di oliva, cosa stiamo mangiando, anche quello diventa molto importante. Certo, ma quello poi dopo io dico sempre che torneremo sul TTP, che per quello è molto interessante, su questo trattato transatlantico, vediamo che razza di fregatura. A dopo! Eccoci qui ancora con la finestra. Allora, prima della pubblicità ci stavamo chiedendo che cosa fa il governo Crivellari. Lei, deputato del Partito Democratico, sa esattamente che cosa sta succedendo al governo e quali sono le azioni e le manovre che state mettendo in campo, perché voi tra il Senato e la Camera dei Deputati sono tutti i giorni, siete lì concentrati. Allora, la natalità, ho sentito la Beatrice Lorenzin in una trasmissione, diceva diventerà un elemento fondante di questo governo. Gli 80 euro, l'incremento per l'acquisto dei pannolini piuttosto che dell'altro, e i soldi ai giovani, insomma sta spendendo molto questo governo. Ce li abbiamo i soldi? Ce li abbiamo? Allora, ce li abbiamo? Credo che dobbiamo partire, ecco, almeno riconoscendo al governo il tentativo di aver tentato di rilanciare i consumi e gli investimenti con tante norme di cui si è discusso, anche, che sono state anche criticate, dagli 80 euro alla decontribuzione per i nuovi assunti, insomma. Uno sforzo credo che ancora non ci fa vedere un'uscita complessiva dalla crisi, ma non possiamo ricordare, forse lo ricordavi anche tu, che siamo stati dentro una crisi che dal 2008 ad oggi ha cambiato i paradigmi, ha cambiato anche il modo di essere del capitalismo, del sistema in cui stiamo inseriti. Quindi credo che da questo punto di vista noi abbiamo qualche dato macroeconomico, tu citavi il PIL, queste cose qua, che segna quantomeno una prima inversione di tendenza positiva rispetto all'apocalissi che si è vissuta negli ultimi anni. Certo è che non possiamo dimenticare che questa crisi ha distrutto parte consistente della ricchezza di questo Paese. Oggi quindi per certi versi siamo ancora in metà del guado, insomma. Quindi siamo ancora in ricostruzione. In fase di ricostruzione. C'è un tema molto grosso che veniva posto da chi mi precedeva, che è quello della pressione fiscale, che sicuramente incide molto, e c'è il tema di una fiducia complessiva del Paese. Sono d'accordo con Viafora, che stenta in qualche modo a riprendere. Però su questo credo che francamente almeno al governo vada riconosciuto la capacità. Poi adesso togliete anche la tassa sulla casa, quindi insomma anche questo è un elemento tangibile. C'è un insieme, ecco, di politiche attive che dal lavoro all'economia hanno tentato, ecco, per usare uno slogan caro al Premier, cambiare verso. Certo ci rendiamo conto che si è ereditata una situazione che era comunque parecchio pesante, insomma, parecchio pesante, e lo era anche in una realtà di frontiera comunque virtuosa come il Veneto.
Oggi abbiamo, secondo me, la necessità, ecco, di insistere su questa strada e di trovare gli opportuni correttivi, soprattutto io credo anche nel dialogo con le forze sociali, con i cosiddetti corpi intermedi, che forse è stato uno degli errori, ecco, che si sono fatti in questi ultimi 2 anni. Recuperare un dialogo sociale che ci aiuti anche ad avere un clima più positivo, complessivo nel Paese e tornare su quella strada che ci ha visto tentare di sostenere per l'appunto il consumo e gli investimenti. Qualcuno direbbe ricetta keynesiana vecchio stile oppure politiche troppo confuse, non lo so, insomma, comunque credo che vada dato atto di questo sforzo grosso per traguardare una crisi molto pesante e che certo oggi deve vederci ancora di più impegnati, perché ci rendiamo conto che tanto resta ancora da fare. Però Crivellari, allora, sono passati 2 anni e mezzo, non nascondiamoci dietro appunto a così. Com'è che la pressione fiscale su questi poveri imprenditori, sulle famiglie, sulle aziende è ancora, insomma, non si è riusciti a mettere mano, perché si parla di una pressione fiscale media del 43,5%. Ci rendiamo conto che in Italia ci sono 1800 leggi fiscali, ci rendiamo conto che ormai lo sappiamo, ci sentiamo dire, l'energia elettrica costa di più. Ci rendiamo conto che esiste una pressione fiscale che specialmente per la piccola impresa è insostenibile. Anch'io ho letto studi della CNA, di altri soggetti o del sindacato che parlavano per l'appunto di 65 punti del 70%, che francamente credo nemmeno in Svezia, con servizi ben diversi, poi vengono raggiunte. C'è poi anche il tema che veniva posto della semplificazione necessaria. Abbiamo sicuramente troppe norme e spesso scritte male, ecco. C'è però anche questa una esigenza portata avanti, annunciata anche da Renzi nei giorni scorsi, finalmente di mettere al centro dell'agenda anche la questione del fisco. E credo che ci si arriverà anche su questo, insomma. Non tutto si può fare nel giro di 2 anni, ma insomma c'è consapevolezza che questo è un tema nodale per poter Comunque la cosa superare... importante è poter parlare, concertare con i soggetti e sì, io credo, l'ho detto, loro mi sembra che non si siano sentiti molto interpellati. L'ho detto, c'è stato un eccesso, per usare il gergo, di disintermediazione. Oggi occorre recuperare un dialogo con le forze sociali. Siamo stati un po' sbruffoni? Adesso questo forse è un termine esagerato, non so cosa direbbe. Vabbè, non lo può dire se siamo stati alle volte un po' disinvolti, forse. Ecco, un po' troppo disinvolti, no, però volevo sentire Bardelle. Allora, caro Bardelle, 1/3 dei salari degli italiani se ne finisce in tasse, e sbruffoni o non sbruffoni, sta di fatto che poi chi ha un'attività commerciale deve fare i conti con tutte le tasse, tutta la pressione fiscale. E lei, diciamoci la verità, per quanto possa tenere aperto le sue attività dalla mattina a mezzanotte, quelli sono i costi e quelli sono i soldi che hanno gli italiani. Se vanno il lunedì non vanno il sabato e viceversa. Ma io farei un distinguo. Io vivo vicino a un centro commerciale e lo vedo sempre strapieno, vedo anche inaugurazioni di centri commerciali medi che vengono inaugurati ogni mese nella nostra città. Però con tempo, se uno va nel centro di Padova o va nel centro di Roma, io vengo da Roma, vedi un negozio aperto e uno chiuso. Voglio dire che si è fatta poca attenzione al commercio, si è penalizzato, io approvo in pieno quello che è stato detto prima dal Presidente dei commercianti, che si è penalizzato il piccolo commercio con una tassazione altissima, affitti altissimi. Il personale, se uno ha un commesso che gli dà 1.000 euro, ne paga altri 1.000 di contributi, quindi è difficile mantenere un esercizio e tenere aperta la vita in un centro di una città in questo momento, mentre nei centri commerciali vige già un altro modo di operare, secondo il mio parere. Io non sono del mestiere. Anche la grande distribuzione ha chiuso molto, sì, abbiamo proprio delle cattedrali diciamo, del deserto, no, io dico che una distribuzione intelligente continua a sopravvivere e continua ad aprire, perché riesce a mantenersi in equilibrio. Uno che ha un negozio in centro, che deve pagare affitti altissimi, perché gli affitti poi sono altissimi, tutte le tasse, 70% di tasse, che deve, se poi cosiddetto ha un commesso, cioè anch'io opero nel settore sportivo, pago 15.000 euro di stipendi e 13.000 di contributi, io pago 28.000,
cioè non è dura al mese, giusto? al mese, No, al mese. parliamo ed di è dura, non è una cifretta, non è una palanchetta, Anche nel nostro settore io vedo certi genitori che avevano il figlio che faceva 2 o 3 sport, adesso ne fanno uno, ne scelgono uno perché non hanno più la possibilità di tirare fuori perché manca. Però veramente qualche volta viene la voglia di dare indietro le chiavi, di fare il pensionato, di andare in Spagna, alle Canarie, dove che si paga meno tasse, dove che non c'è il riscaldamento perché c'è sempre bello, per quello che scappano tanti pensionati. 100.000 italiani se ne sono andati l'anno scorso all'estero, molti hanno fatto questa scelta di andare ad abitare sì. in paesi UE o non UE, dove insomma E hanno chiuso magari il negozio. 500 euro sono soldi, hanno chiuso il negozio. Hanno tirato giù la saracinesca e buonanotte al secchio. Paola Goisis. Questo governo è un governo che comunque sta costruendo, sta facendo, perché i dati comunque lo premiano, questo è innegabile. Il Jobs Act premia. Insomma, Però il voucher un po' meno. Se io devo parlare se io devo parlare da quello che vedo, qua si è parlato di città finora, se parliamo dalla periferia si piange, si piangono lacrime amare perché in periferia si sente ancora di più il divario esistente tra, per esempio, la grande distribuzione e i negozi. Da noi, prima si è detto un negozio sì e un negozio no, ma anche da noi si dice 6 negozi no e uno sì. Cioè chiudono completamente, non possono sopravvivere assolutamente, ma senza contare che se non si pensa di risolvere il problema, di dare il lavoro ai giovani e di mandare in pensione coloro che hanno diritto di andare in pensione, la crisi non si risolve. Ma secondo lei a che età dovrebbe andare in pensione un italiano? Quando ha maturato i suoi anni così come è richiesto, va bene, come la legge richiede, deve andare in pensione, ma non si può pensare ma qual è che la legge richiede se la cambiano ogni giorno, Goisis? Appunto, allora se la cambiano ogni giorno e anche le persone non sanno quando devono andare in pensione. Ma c'è la busta? C'è la busta? Ah, grazie, la busta arancione, almeno insomma, è veramente un assurdo panico, ma soprattutto finché coloro che possono andare in pensione non ci vanno, a finire che rimangono a casa i ragazzi. Rimangono a casa e chi fa il nonno? Rimangono a casa e chi fa il nonno deve sobbarcarsi le spese per il figlio, per la figlia, per il genero e per i nipoti. Chi fa il nonno se lo può fare e tante volte lo fa, magari si tira via una bistecchina, anziché mangiare la bistecchina mangia un pezzo di formaggio, per dircela in modo molto semplice. Questo succede da noi, c'è poco da fare, discorsi macro, è inutile stare a farli, andiamo a vedere sul cioè lei dice che questo governo non sta facendo nulla? Cioè quello che fa non è abbastanza, non risolve il problema. Però almeno ha fatto qualcosa rispetto agli altri, ma insomma io guardi, io sto vedendo che siamo lungo una china che continua a scendere. Che almeno si fermasse un pochino, no? Continua a scendere. E poi un'altra questione che io volevo sollevare, se non si pensa anche di portare avanti i grandi lavori pubblici, perché sono i grandi lavori pubblici che poi innestano il lavoro anche dei privati. Porto l'esempio nostro, abbiamo dal 1974 che stiamo aspettando la strada, prima era statale, adesso regionale 10, va bene? Dopo quanti anni? 42 anni, se conto bene, siamo ancora là che l'aspettiamo? Non c'è. Allora, se si facesse sta benedetta strada regionale si aprirebbero confini ben più... bisogna bussare alla porta di Zaia, mi suggerisce qua. È vero, devo dirlo alle regionali. Vabbè, lei proprio con Zaia non ci va proprio d'accordo. Allora gli ha servito un assist. No, io voglio solo dire... gli ha tirato una sarda d'accordo o non d'accordo, diciamo solo che dopo 40 anni forse la nostra zona ha diritto di avere quei 35 milioni che 2 mesi prima delle elezioni erano stati inseriti nel bilancio e 2 mesi dopo sono stati tolti. Insomma dai, aspettiamo 3 anni, forse ritornano. Perché a volte ritornano. No, 3 anni, forse altri 70 anni, non so io. Vabbè, comunque, insomma, noi torniamo invece dopo la pubblicità, ma non sarebbe stato intelligente mandare la busta arancione a 5 anni dal termine del tuo lavoro, quando sapevi veramente quanti contributi avevi versato, anche a 2 anni dalla fine, cioè ti dicevano, hai fatturato 38 anni, te ne mancano 4. Boh, non so, sarebbe stato forse un po' meglio. E intanto sono state spese i soldi. Torniamo dopo la pubblicità, senza busta arancione. A dopo.
Ecco, siamo tornati in diretta, la Goises si lamentava della situazione viaria, stradale, perché insomma lei dice se non ci sono le infrastrutture non c'è neanche la possibilità per le persone che possono ancora spendere qualcosa di muoversi o di viaggiare o di incentivare anche il turismo, no? Perché si dice sempre che il nostro paese è come prima azienda, a parte la mafia SPA che ha non so quanti miliardi di euro che produce, dovrebbe essere il turismo. No. No, se ci vuole mezz'ora per fare 8 km da Monselice a Este, ditemi come fa la gente che va alle terme ad Abano a venire a visitare Este, che Este è meravigliosa come paese, come città, per carità. Ma la gente non fa neanche tempo arrivare che già ritorna indietro. Vabbè, allora, insomma, non dai. solo. E se qualcuno si sente male, sa che è successo da noi che delle persone hanno avuto un infarto? Nel tragitto tra casa e l'ospedale sono anche deceduti? Vabbè, insomma, noi cerchiamo di rilassarvi questo sabato sera, ma la Goises non mi aiuta in questa direzione. Comunque stiamo tranquilli che almeno il 23 dicembre o il 22, non mi ricordo esattamente il giorno, Salerno, Reggio Calabria, lì con il berrettino sarà inaugurata. Questa è una promessa. Via Fora, cosa c'è che lei rogna tutto il tempo, che dice no col ditino? No, non è che rogno, cioè, io penso che forse dovremmo tutti quanti, come dire, fare meno luoghi comuni e propaganda e più stare sui dati reali. Allora, il dato reale è questo. L'Europa dice che uno degli elementi di crisi per cui il Paese non riprende, l'Italia ha una crescita minore dell'Europa, va bene? Perché noi siamo al di sotto della crescita. La Germania è cresciuta di 3,5. Ma la Germania si fa gli affari suoi in Europa, scusi, sì, vabbè. Abbiamo la Francia fa l'1,7, l'Austria... Piuttosto che altri... Sì, però guardate che non è che individuando un nemico ce la caviamo. Da cosa deriva questo tipo? Perché ci sono, no? Cioè, bisogna vedere da che cosa deriva. Deriva, uno, noi abbiamo un deficit di produttività, cioè nel senso che la nostra produttività è inferiore a quella degli altri paesi europei. La produttività da cosa è data? Da fattori di sistema, che sono la semplificazione amministrativa, che sono sistemi di velocità infrastrutturale, meno burocrazia, ma significa anche qualità, investimenti in innovazione che dovrebbero fare, non solo il pubblico, anche il privato, perché molti imprenditori che si lamentano, va bene, hanno negli anni, che hanno accumulato profitti, perché c'è stato il boom, hanno fatto più operazioni immobiliari e finanziarie, e vediamo poi come sono andate a finire. Forse bisognerebbe fare una riflessione, per esempio in Veneto, su qual è stato il rapporto perverso tra banche e sistema di imprese, che hanno pagato poi i cittadini e che paghiamo noi, va bene? Ci sono fattori, come si chiama, macro, determinati da fenomeni legislativi, organizzativi e fenomeni di scarsa investimento in innovazione. Secondo, ci viene detto in maniera seria, semplice, che se noi continuiamo a tassare e se le uniche risorse entrano dal lavoro, intendendo per lavoro tutto il ciclo, va bene, e invece non facciamo operazioni sulle ricchezze a partire da quelle fortemente, come dire, più sostanziose, che sono i patrimoni immobiliari, non la casetta del singolo che lo pigliamo in giro, no, i patrimoni immobiliari. Non abbiamo tassato a sufficienza le rendite finanziarie e terzo, come dire, non possiamo vivere in un paese in cui un quarto della ricchezza, dicasi un quarto, è fatta di evasione fiscale, economia illegale ed economia criminale, che anche quelle, stranamente, adesso dico un paradosso, venendo da una regione meridionale, anche quelle sostengono il paese, per un assurdo. Vabbè, però non possiamo vivere... Un ossimoro, dai. No, non è un ossimoro. Io dico, uso, come si chiama, un termine che non è casuale, perché lo stanno studiando tutti quanti, tant'è che ci dicono che guardate che voi nel bilancio dello Stato dovete mettere anche questa economia qui, Beh sì, perché poi comunque c'è sempre l'associazione mafiosa esterna, cioè ma non c'entra. Insomma, non è mafia spa solamente. No, capisco, però insomma dire che una parte dell'economia italiana si regge sulla mafia e che lo stanno studiando. Sto dicendo che un quarto dell'economia italiana, non lo dico io che sono l'ultimo della specie, lo dicono tutti quanti gli economisti e lo dicono gli stessi, oramai lo dice lo stesso sistema bancario, è fatto da economia illegale in vari modi, che non vive
come voi immaginate o come qualcuno immagina a San Luca, in Sicilia e in qualche paese della Calabria, che vive oramai nei centri fondamentali della finanza. Stamattina è venuto fuori che l'Inghilterra, Londra, va bene, Londra, che fa tante lezioni all'Italia, gli dicono gli economisti: guardate che il vostro sistema finanziario si regge moltissimo su tutta quanta una pratica che oramai è diventata mondiale di lavaggio e di utilizzo di lavoro, di denaro, che viene da attività assolutamente illecite. Questo qui distrugge l'economia. È inutile girarci intorno, non è un problema di ordine pubblico solamente, è un problema proprio economico, perché se io comincio ad avere grande parte o un pezzo importante però del sistema cosa si fa per combattere tutto questo? Bisognerebbe Si facilitano i rientri dei capitali dall'estero? Dobbiamo sempre dire bravo, sei stato bravo, avevi il tuo gruzzoletto all'estero, l'hai riportato, ti faccio una multina per iniziare, è così, premiamo sempre i furbi. Sì. La situazione è abbastanza complessa e articolata, sicuramente, voglio dire, ha ragione via fora, cioè nel momento in cui abbiamo ovviamente delle attività illecite, criminali, anche quelle vanno a penalizzare il sistema Italia, questo è innegabile, perché? Perché portano via il lavoro alle persone oneste, quindi voglio dire, insomma è quasi un'ovvietà, ma è anche giusto specificarla. Che cosa si deve fare per uscire dalla crisi? Guardate, diciamo innanzitutto cercare di abbassare veramente l'imposizione fiscale, e noi ci chiediamo quotidianamente come mai, perché diciamo, è un quesito che poniamo e c'è qualcuno che ci deve rispondere, come mai con tutte le tasse che paghiamo, e ne paghiamo una al giorno, il debito pubblico continua ad aumentare? Punto di domanda. Quindi è inaccettabile questa cosa, e io veramente chiedo ai governanti che si mettano una mano sulla coscienza, cioè o cerchiamo di ridimensionare la spesa pubblica, e per ridimensionamento della spesa pubblica intendo cercare di colpire gli sprechi, perché non è possibile, ecco, per esempio la spesa sanitaria, non è possibile che una siringa in Veneto costi 10 centesimi e una siringa in un'altra regione del sud costi €1. Non è possibile. Quindi cioè, questi sprechi devono essere eliminati, altrimenti noi continueremo a pagare, e il fatto di pagare diciamo cifre appunto inenarrabili non ci consente di investire sulle nostre attività. Perché guardate, noi abbiamo visto, prima si parlava ovviamente di aziende anche che non riescono a produrre e che non riescono a mantenere il passo con altri paesi europei, vedi la Germania, ma perché lì investono. Qui invece noi non abbiamo i soldi per investire, perché un imprenditore... Cioè non li abbiamo, li spendiamo male, perché sono due non cose li abbiamo, diverse. Perché nel momento in cui un imprenditore deve pagare cifre diciamo allucinanti, deve pagare fidi, deve pagare il personale, deve pagare il materiale, cioè non ha le utenze. Voglio dire, se volete apriamo una parentesi. Quanto di che spende? cosa, Posso farmi gli affari suoi? Quanto spende lei al mese delle utenze? Quanto guardi, le pesano sul suo bilancio? Io spendo una cifra diciamo spropositata per quanto riguarda l'energia elettrica. Cioè, apriamo una parentesi. Mi faccio gli affari suoi, ce lo dica. Allora, io spendo sera, al mese rilassati. €200 al mese per uno stabile di 60 metri quadri. €200 circa al mese di corrente elettrica. Ma la tariffazione è maggiorata perché è esercizio commerciale? Ma io non lo so, io so solamente che ho cercato di chiedere lumi, ma ecco, e poi la cosa veramente scandalosa, e l'ho fatto proprio, e la ringrazio della domanda che mi ha posto, l'ho fatta proprio un mese fa, sono andato a prendermi una bolletta, mi sono fatto aiutare ovviamente dal commercialista, e ho visto che i consumi saranno, voglio dire, un quarto della voce presente sulla bolletta, perché i 3/4 sono cifre e voci che non c'entrano niente con i consumi che un poro Cristo fa durante, voglio dire, l'anno solare, perché ci sono, voglio dire, ci sono spese del gestore, spese di qua, spese di là, cioè, quindi
A debito consumi futuri. Con questo voglio dire... Una sentenza che dice che è illegittima la tassa, Sui l'IVA consumi che si futuri. paga Sui sulla consumi. tassa. Dunque, come Poi volevo tassa anche su fare, ecco, volevo fare anche così, diciamo, un piccolo inciso sulle liberalizzazioni che sono state così tanto decantate, ma le liberalizzazioni hanno distrutto l'equilibrio, diciamo, economico e commerciale del nostro paese, perché è da pazzi pensare che tenendo aperto H24, che continuando a costruire centri commerciali, che come è stato detto prima sono in crisi anche negli Stati Uniti, voglio dire, si crea che cosa? Si crea occupazione, si crea solamente fumo negli occhi, cioè noi dobbiamo ritornare ad un'economia sana, ad un'economia regolata, ad un'economia che faccia veramente crescere il paese, altrimenti continueremo ancora a lamentarci e non usciremo mai Ma lei non ha dalla visto nessun crisi. cambiamento? Sì, in peggio. Vabbè, lei è sempre così pessimista. Allora io devo andare in pubblicità e mi piacerebbe quando torniamo parlare della questione voucher, perché lì il governo ci sta mettendo una mano, perché insomma se si fa una cavolata si cerca poi di correggerla, insomma, però è una cosa positiva dire ho sbagliato, perché insomma quando mai ti è capitato che qualcuno dica in politica ho sbagliato? Torniamo a dopo.